Eccoci qua, salutiamo il nostro pubblico che a migliaia ci seguono, grazie. Grazie, sono Scusa, tantissimi. non posso non Ma salutare dai, te ma che aspetti iniziare, me dai. e anche te che Ragazzi, aspetti che me. devo fare? È la camera È dell'artrosi così, l'artrosi cervicale. Ma Dai, scusa, forza. Anica! Ah, Pizziridda ok. che è più amica di tutti. E Poi, ultimo ma non ultimo, lo zio no, Gianni. aspetta ragazzi, Che stai guarda. facendo? No, Che ragazzi, stai facendo? non lo posso vedere così, non ti devi No. seccare, non lo posso vedere, guarda. Ma se Cioè, non ci vedeva con questo ciuffo davanti all'occhio, gli ha tagliato poverino. i capelli allo zio Gianni, quello ha speso un sacco di soldi dal Guarda, barbiere. la frangetta gli ho fatto, così vabbè. com'è. Dammi un po' di capelli dello zio Gianni che Ti me li servono? conservo. Sì, me li conservo. Ti servono? Che devi Così fare? Così. E Va allora, bene, allora, dai. dicevamo, oggi Io non sopporto, posso dire una cosa prima che inizi? Perché mi è capitato in un ristorante l'altro giorno. Ci sono delle ricette che sono sacre, ragazzi, non si toccano. Cioè, invece c'è chi le vuole rivoluzionare, per esempio, quelle ricette, quelle tradizioni di una volta. Cioè, se è una ricetta in quel modo, ma che la reinventi a fare, voglio dire, no? Nasce giusto. così. Perché sono la tradizione. La tradizione è la tradizione, giusto? Dove stai andando? Ho detto qualcosa che non dovevo dire, ragazzi. Perché se n'è andato, Totino? Che ho detto è la verità, ragazzi. Cioè, come se tu No, fai. io ho la tradizione. Che ne so, non Ti mi viene posso adesso. dire le ricette di oggi? Dimmi le ricette di oggi, cosa c'hai? Con la Carbonara alla zucca? marinara, Carbonara alla no, dai, ragazzi, ma che c'entra carbonara alla marinara? Dai, filetti di ma spigola alla gricia. Ma è una bestemmia, ragazzi, dai, ma la carbonara è sacra, la carbonara. Come fai a Lo so, farla però è al così. pesce, la Lo so. carbonara? E Ma tu dove si lo è sai sentito cosa? mai? La carbonara gli mettiamo una colata di mozzarella Mamma mia, e ragazzi. nella spigola una colata di fontina. Ma tu lo fai apposta, secondo me. Ti cerchi proprio le giornate. Che Vabbè, cosa c'entra? che ne so. Ti do una Partiamo da una possibilità. cosa, Ti voglio ecco. dare una possibilità. Facciamo una prima cosa che ci servirà dopo. Mi dai quella mozzarella? Dai, questa? Questa? La No, prendo prendi tutto il con le piatto, mani? tutto il No, piatto. la prendo no. così, guarda, ecco. Così. Questa mezza me la dai qua. Mezza mozzarella. E un pezzo di questo qua. Ok. Così. E andiamo a fare una colatura di questi due formaggi. E come la fai? Li fondi? No, li mettiamo a microonde. Così, un po' di Così. fontina e un po' di mozzarella? Sì. E una domanda. Vi facciamo dare un bel giro di microonde. Quanto ci vuole più o meno, secondo te? Ah, un minutino. Mettiamo minutino? al massimo. 1 minuto e 15. Così. Dai, 1 minuto e E 15. li facciamo andare avanti. Allora, quindi Va fontina bene? e mozzarella. E abbiamo creato la colatura che ci servirà. Vabbè. Andiamo a preparare per primo i vari condimenti. Sì, Va bene? sì, Prendiamo sì. una padella La carbonara di pesce, ragazzi. e La carbonara cominciamo di pesce. a preparare la gricia. Sì, Filetti di spigola. I filetti chiaramente ve li fate fare al pescivendolo, questi li ho fatti io, Dio, perché un mistero c'è per cui... quindi questo cos'è? Guanciale. Guanciale. Abbiamo tagliato questo A fette pezzetto di così? guanciale così, Bene. togliamo la cotenna e ora che abbiamo cotenna l'ha tolto, Sì. sì che No, sì, dico, l'hai tolta. hai sentito che ho detto ora che abbiamo cotenna l'ha tolto e tu mi hai detto sì Beh, ma perché diciamo sei solito a dire sciocchezze, quindi. e andiamo a fare dei filetti così di Filettini guanciale. così, sottili sottili. Senti, la prendo la mozzarella? Aspetta. No? Così. Ora che abbiamo fatto scaldare la padella, abbassiamo il fuoco perché dobbiamo fare sudare questo guanciale. Certo, poverino. Quanti chilometri fa? 7 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, per poi sentirmi dire che tu non mi vuoi più bene. Ma quello è con la macchina, non sudi con la macchina. Ecco qua, Allora, facciamo così facciamo e sta sudare. andando questo. Poi
Guarda cosa è successo. Ah, questa è la mozzarella. Abbiamo creato una colatura. Guarda come si è sciolta. Abbiamo creato queste due E la fontina colature. pure, che meraviglia, guarda. Qua, ecco, che andremo a rimettere, capito? Sì. E intanto ci stiamo facendo la base Per altezza. fare la... No. No, dico che ne so. È a scuola così, ti ricordi? Base per altezza. Non mi chiamare Daniela, non vengo. Non vengo Daniela. Dai, allora, com'è? Sto sudando? Come combinato? Signori, veramente. Cioè, mi prendi in giro perché tutto Ci sudare. avete un po' di acqua, ragazzi? In effetti si dice Sto così, facendo sudare. tenerezza. Sto sudando. Sì, Fa la si dice doccia così, dopo. sudare. Ecco qua. Vedi? Vedi? Vedi che è bello? Tutto sudato, ragazzi, le cose giuste. Ti farò vedere cosa facciamo con questo. Mamma mia. Che Allora, noi stiamo creando questa base che sarà il grasso dove noi andremo a cucinare la spigola. Dove noi andremo a cucinare la spigola. ok. Cos'è la spigola? La spigola è la cosa, il pesce. Oppure si chiama anche tu che ti intendi di cucina? Pranzino. Brava. Mamma mia, brava. ragazzi. No, non me l'aspettavo così. E invece il pesce che fa così, Che pesce è dammi questo? un'occhiata. Possiamo È il andare? pesce che fa così. No, Veloci! Guarda, guarda, il pesce che fa così. Veloci! Che pesce è questo? Lo sgombro. E lo sgombro. È stupido proprio, ragazzi, non ce la Però è faccio. bello. Com'è finita? È il Sto pesce che sudando. fa quaso. È il pesce che fa quaso. Cioè, non ne indovino neanche una. Vieni, perché vieni, quaso. Torno subito. Cioè, siamo a livelli qui veramente... Sto venendo. Sto Il venendo. gambero. Tutte l'ha saputo. Oh, Maria! No. I mascolini. Ah, ok. Mi ero confuso un attimo. No. Ho capito. Ho capito. Ho capito. Va bene, Ora mi dai un ragazzi. cucchiaio, prendo quest'altro contenitore. Mi dai un cucchiaio, Desiree? Certo. Desiree, guarda che faccio, tolgo un poco di questi, Sì. così, 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 questo che è caduto lo piglio, così. Bene, dopo questa bella così. sudata. Dopo questo, guarda che andiamo a fare, Ho aumentiamo. messo un po' li lasci lì. Questi li lasciamo qua. Questi li aumentiamo perché li dobbiamo fare steccare. Steccare, ragazzi, cioè sudare Cioè, fare in maniera da cucinare farli i- diventare stecchini magri. Li quindi mettiamo da parte. dopo la sudata, Va bene? Ma non finisce qua. no. Perché poi andremo a preparare un altro piatto, per cui questo lo togliamo. Perché noi vogliamo che cosa? Che gli assaggi siano immediati, insieme, no? Subito, Che poi raffreddano. subito, piatti espressi e si vede. facciamo Brava, noi. brava, vedi? Abbiamo fatto questa cosa qui e andiamo a preparare questa carbonara di tonno. Ci sono. Carbonara di tonno, altra padella, la mettiamo qua, Sì. prendiamo il tagliere che ci serve per tagliare il pesce, E certo, il tagliere. così non tagliamo il pesce con quello, facciamo così, guarda, mi dai quel tonno? Eccolo. In questo modo però stavolta tu sai che nella carbonara il grasso non ci va, ma noi siamo costretti perché? Perché? Perché questa parte di tonno non è molto molto grassa. E quindi che facciamo? Io userei a posto della questa parte che è il filetto, userei la parte si chiama asurra, che sarebbe la parte della pancia, Ah, che è più grassa, cede molto di più, capito? E stiamo facendo una specie di guanciale di tonno. capito? bene, così. Così, 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 così
Così ci prendiamo questa particina grassa. Un altro pezzo, così. Così. Bene. E abbondantes qua a puntare tosse. Ti piace? Sì. Io parlo anche latino. Ho sentito. Bravo. Ci sei stata mai tu a latina? Va, parlano latino. Ecco qua. Ecco, allora, quindi li facciamo proprio come Ora se avessimo facciamo una fatto cosa. del guanciale. Mi dai il sale? Certo. Andiamo a salare qua, così. Li sali a crudo così? Sì. Siccome ho bisogno del grasso, mi dai anche un po' di olio qui sopra, qua. Certo. Così. Vai. Basta. Basta? Facciamo questa spucilacchettata. Ok. Un po' di pepe, per favore, tu che sei la maestra del pepe e dell'olio. Certo. Abbiamo fatto una tartara, ragazzi. Va bene? Allora, li mettiamo così in Andiamo in padella, padella, giusto dopo sì. averli Esatto. sapientemente conditi. Esattamente. Ci laviamo le mani Ma certo. e mentre noi creiamo la base per questa carbonara di mare, sai che ti dico? Andiamo in pubblicità. Consigli per i consigli. Me lo fai assaggiare un pezzettino No. di tonno scottato? No. Pubblicità. No. Tanto ora l'assaggio. No. A dopo. Consigli per i consigli. Una base è pronta Allora. e mi serve toglierla perché lo faremo dopo. Poi, innanzitutto cominciamo a mettere la pasta. Bene, cos'è questo? La Spaghetti? apriamo, sono spaghettoni. Spaghettoni. Hai visto? Ah, delicatissimo. Sì, la mia è una delicatezza innata. Sei cintura nera di spaghettoni? Sì. Allora, quindi spaghettoni Aspetta che bolle. Lo sai, tu ci credi ai detti? detti. C'è un detto, pignata taleata, un Non buchi buchi mai, è Ma vero, ci perché? credo. Non lo so perché. Beh, è vero. È vero, il tempo sembra non scorrere Perché, mai. Non lo sì. so perché. Mi dai un po' di soldi? Eccolo, E voilà. vai. Aspetta. Ancora? Dillo. Vai. E alla via così. E andiamo avanti così. E andiamo avanti. E la nostra pasta sta cucinando. Nel frattempo prendiamo un'altra padella ancora. Sì. Eccola qua. Prendiamo questa. Andiamo ad accendere così. Vai. Prendiamo, Un po' di carta forno. brava, perché metto la carta forno? Per non far appiccicare. Bravo, perché sennò lo scotta troppo. Capito? Ok. Invece così. Quindi E un pochino di olio. hai bisogno di un po' di olio. Un pochino Tieni, di olio. faccio io Sì, un filo. Così. Ecco. perfetto. E allora? E ora tra poco Tra ci poco? andremo ad adagiare. Mi dai la pinza, me la dai la pinza, me la dai la pinza, me la dai la pinza. E andiamo, facciamo così che gli spaghettoni ci entrano Vanno in dentro. cottura. Perfetto. E andiamo ad adagiare questi meravigliosi filetti di spigola. Sì. Guarda che bella. La bagniamo nell'olio e la mettiamo qua. La bagniamo nell'olio E la mettiamo là. e facciamo andare in cottura. E loro vanno in cottura, tipo quindi ai ferri praticamente. Ai ferri viene cotto tipo, no? Sì, i ferri di carta in questo caso. Più o meno. Basta. Basta. Allora, Senti come sfrigolia. sfrigolia. Andiamo a sentire questo nostro sfrigolar d'amore e di speranza. Bello, bello, sfrigolio Ma il di mio cose mestiere è buone, chiuso in me. bello. Allora, Ora gli diamo una giratina, così, così. Vedi, stiamo dando questa accotturata. accotturata perfettamente, Così. il termine diciamo regge. Nel frattempo che questa continua, Sì, possiamo scolare la pasta che già è pronta. dai. Hai visto? Stiamo dando questo inizio di cottura Bene. per poi, sai fare cosa? Togliere questa padella, Sì, prendere questa, riprendiamo cosa? Il guanciale. il guanciale, Sì,
e andiamo a porre questi No, lo metti insieme? filetti così, qui. Mi si stava rompendo, ma non voglio che si rompa. Bene, guanciale e spigolo insieme. Esatto. E stavolta lo facciamo così. L'altro guanciale che abbiamo, Questo, più morbido, quello l'abbiamo fatto staccare un poco di più. Un pizzichino di sale. eccolo qua. Ragazzi, questa è una ricetta che... Un po' di Will. Eccolo. Nella carbonara qualcuno direbbe ma l'olio non ci va, Non ma ci noi va. ci dobbiamo aiutare. Il pesce è morbido, capito? E Eccolo. dobbiamo fare, sai che cosa? Prendere un coperchio, così, E lasciare cucinare? e lasciare fare un poco di forno. Sì. Nel frattempo che la pasta è pronta, Sì. possiamo impiattare Ci sto. la carbonara? Dai. Che dici? Sì. E allora, facciamo uno spostamento da qui a qui, da qui a qui. Ok? Prendiamo la padella Col tonno che avevamo fatto, col quella? tonno che avevamo fatto. Che vedi Mi che dai è la simile pinza? praticamente. La pinza me la dai la pinza, la pinza. Solo la che pinza quello me è la dai? pesce e quello è carne. Prendiamo la pasta, E la scoli lì insieme al tonno? facciamo così. Così. Mentre sentiamo il pesce che Sfrigolia. frigoleggia, Ecco qua. e alla via così. Allora, Togliamo questa, no, ci serve, ci può servire, per cui non la togliamo e facciamo così, e saltiamo Facciamo così saltare. col tonno. col tonno. Ma manca l'uovo, Esatto, ci manca l'uovo. giusto? Cosa facciamo dato che manca Non l'uovo? lo so, che facciamo? Prendiamo un mestolo, Sì. Eccolo, vuoi questo? Quello, sì, va bene anche questo. Ok. e abbiamo preparato che cosa? Abbiamo preparato Una vellutata, che vellutata cos'è? di zucca? zucca. Che sostituisce l'uovo. che sostituisce Giusto, però ha la stessa, diciamo, più o meno. cromia. Un po' di acqua di cottura Andiamo così. e andiamo a saltare. Carbonara di pesce, ragazzi, molto interessante. E andiamo a così. Ti prendi un mestolo che mi viene meglio a prendere l'acqua della pasta? Eccolo qua. Faccio io, ti metto Sì. un po'? Ti dico io quanto. Va bene così? Sì, Ecco, perfetto. va bene? Sì. Facciamo algamamare tutta la pasta. Questa bella carbonara. Ah. Ti piace così? Il pesce è quasi pronto. Mi dai un'altra pinza, la pinza. Eccola. Eccola qua. Allora, il nostro pesce che fa? Il branzino è quasi pronto. Desiree, togliamo questo. Dai, allora, che devo togliere? Questo lo togliamo. E andiamo a impiattare questo primo piatto. Allora, che piatto vuoi? Mi dai, sai che mi dai? Che ti do? Mi dai un piatto Quadrato? quello ovale. Quello vale, eccolo. Dai, quello vale. Vabbè, dai. Perfetto. Questo sta cucinando così. No, no, quello piccolo, quello da Quella porzione. barchetta? Sì, la barchetta. Allora, quindi andiamo a impiattare la nostra carbonara di pesce. I colori ci sono, le forme anche. Il sapore, E quello dobbiamo vedere. vedremo. Ora qui Metti un andiamo po' a di mettere- tonno, E quello. questo sto mettendo, vedi? Bravo, La conza così. E poi ti stupirò. bravo, bravo. Dammi un cucchiaio. Mamma mia, che Con ci una metti? colatura. Che ci metti? Una colatura così. Di mozzarella. Mozzarella. E quell'altro dov'è? E vai così. Questo è pronto. E usiamo immediatamente l'altro piatto.
immediatamente l'altro Non piatto. c'è anche la fontina? Dopo, per questo. Ok. Fai così. Prendiamo il guanciale più morbido che avevamo Ecco. utilizzato. E lo In questo finiamo. modo. Una nocella di burro. Così. Proprio una nocellina. E andiamo a sentire questa spigola alla gricia. Mamma mia, andiamo, Spigola dai. alla gricia. Eccola qua. Eccola qui. Andiamo a impiattare. Mi dai un'altra paletta? Vuoi questa? No, No, un'altra no. paletta, aspetta, tieni. No, una più grande, non c'è. Grazie. Ecco qua. Ecco qua. Un cucchiaio, grazie. Eccolo. Grazie, merci. E Eccolo. con somma meraviglia andiamo a mettere Colata una di fontina. colata di fontina. Che è solo la parte liquida, giusto? Esattamente, quella che abbiamo ottenuto passandola al microonde. Signori, i piatti sono pronti. 2 minuti e E siamo da poco. assaggiamo. Ecco Allora, qua, Desiree, guarda da che cosa bello iniziamo? questo Dalla piatto. pasta? Dal primo, esatto. Guarda questo Ricordati pezzo che di c'è la tonno, colatura. Guarda questo pezzo di tonno. Vai la pasta, mi interessa. Becca pure la colatura. È tutta colata. Mettila. Aspetta, guarda. È che la devo scomporre un po'. E non ti preoccupare, si deve scomporre. Voglio sapere il connubio con la zucca, queste cose qui. È un signore chi sei. Sei un signore. Allora, naturalmente è un altro piatto, Certo, ma è buono. questo mi interessa sapere. Ma su questo devo dire che io non avevo dubbi, Diciamo che sembra una carbonara. Come se fosse una carbonara. Tu la presenti e dici, ma è una carbonara? No, è di pesce. Ah, e allora non è una carbonara. La carbonara di mare. Ah, tu sei contro la tradizione. Lei è una che dice, è la tradizione. È buona però, ragazzi, Buona? Devo dire di sì. Vai. Ecco qua. Ora, guarda. Ragazzi. Com'è? Basta però. Non è che possiamo continuare. Buona. Prendi una forchetta e un coltello Andiamo? e mi assaggi questa stranezza, veramente. Mi devi dire com'è la morbidità mente del pesce. Mettici il guanciale, non mi prendere il pesce Guarda. solo. Ci metto su il guanciale. Mamma mia, ragazzi. Com'è? È morbido. È buono? È particolare poi, Il contrasto c'è? Il contrasto c'è. Direi che c'è il contrasto, E allora ragazzi. abbiamo fatto la spigola alla gricia. Dai, ma come ti vengono a te queste Così, ricette? così, Te le sogni la notte? così. Bravissimo. Ciao a tutti, a dopo. Buona, Ciao. buonissima. Ciao. Carbonara di mare, 350 g di spaghetti, 300 g di tonno fresco, 500 g di zucca e della mozzarella, spigola alla gricia, 500 g di filetti di spigola, 80 g di guanciale, 30 g di burro, 50 g di fontina.